passa la parola a Lucio Chiozzo per le note. Va bene, io intanto ringrazio tutti i relatori per, credo, l'importante contributo dato questa sera. Io chiudo molto rapidamente fissando 3-4 diciamo, elementi che ho colto dalle vostre relazioni. La prima, riferita alla legge, c'è bisogno di metterla in sincronia con gli aspetti legati al PTRC e alla legge 11, per evitare che si apra un contenzioso di tipo giuridico, legale e per certi versi anche politico, che corre il rischio di rallentare quei processi di nuova scelta che vogliamo mettere in campo, piuttosto che favorirli e andare verso gli obiettivi che ci diamo. Quindi la cosa che a me preme sottolineare è che da adesso in avanti ci sarà una fase d'ascolto da parte del nostro gruppo per intercettare tutti gli elementi che possano essere utili per migliorare la proposta di legge. Secondo elemento, volevo rispondere anche a Noè, sicuramente in questi anni errori possono essere stati commessi a livello territoriale, anche nell'azione di contrasto che il gruppo regionale poteva mettere in campo nei confronti delle scelte della giunta regionale, ma ritengo che non sia mai tardi. Sarebbe un errore che noi ci ponessimo nella condizione di lamentela rispetto agli errori del passato senza avere una capacità di proposta incisiva, di cambio di rotta anche per certi versi, di miglioramento anche della proposta politica che dobbiamo mettere in campo in questa fase. È indubbio che siamo di fronte a un cambio di cultura, lo diceva prima qualcuno dei relatori, siamo di fronte alla necessità di cambiare il nostro rapporto con il territorio, rivedere il modello di sviluppo, e tutte le considerazioni che sono emerse, non ultimo quello fatto del Presidente regionale di ProFood, ci pongono di fronte all'esigenza come politica, come società, di ridisegnare sostanzialmente un patto. Qualcuno lo chiama il patto tra i produttori di paesaggio, in grado di coinvolgere aziende agricole, operatori turistici, il sistema delle imprese anche, del mondo dell'artigianato, del sistema. È indubbio che anche i costruttori, che fino adesso hanno agito come importante lobby di pressione nei confronti della politica sul tema dell'economia, dello sviluppo, dei posti di lavoro, indubbiamente si devono porre l'esigenza di stare in un processo di cambiamento, di ridefinizione per certi versi della loro qualità, di innovare anche le modalità di intervento diciamo nelle loro imprese. Quindi le associazioni culturali, credo se mettiamo assieme tutti questi soggetti per affrontare questi temi, credo che siamo di fronte alla possibilità di aprire una fase nuova di riapertura di un confronto che ci deve portare dove? Ho colto 3-4 elementi che metto alla vostra riflessione. Primo, bisogna puntare sulla riqualificazione del recupero urbano. Ci sono aree di forte degrado che indubbiamente oggi necessitano di interventi strutturali, di cambio di qualità e si può lavorare non solo sulla qualità diciamo urbana più generale, ma anche sulla possibilità di intervento che lo stesso sistema delle imprese può mettere in campo. È emerso un altro punto importante che riguarda la bonifica e rigenerazione delle nuove funzioni delle aree industriali. Sto pensando a Porto Marghera, ma a tutte quelle altre aree industriali che abbiamo disseminate in tutto il contesto regionale. C'è il tema del recupero edilizio e dei centri esistenti. Su questo punto si innesta anche la discussione sul nuovo piano casa, con le cose che prima abbiamo detto negli interventi fatti dai miei due colleghi, quindi con attenzione particolare sia al tema del recupero, senza però mettere nelle condizioni soprattutto le amministrazioni locali di non svolgere nessun ruolo
nei confronti della pianificazione territoriale e di svolgere un ruolo attivo sulle scelte che devono essere messe in campo. C'è un altro tema che è stato sfiorato, ma credo sia molto importante, è il tema della rete dei trasporti collettivi, perché c'è un problema di qualità urbana e dentro ci sta tutta la rete dei servizi trasporto che dobbiamo mettere a disposizione dei nostri concittadini. È inutile che vi dica i ritardi su tutto il tema degli interventi su rotaia, sul tema dell'intermodalità, su come possiamo razionalizzare e governare in maniera sempre più efficace questo comparto. Ed infine l'altro grande tema che emerge dalla discussione di stasera è il tema della costruzione dei servizi collettivi, perché una città diffusa che non ha né capo né coda, che non crea dei servizi funzionali alla qualità di vita anche dei propri cittadini, indubbiamente corre il rischio di creare distorsioni, elementi di difficoltà, scarsa capacità di usufruire anche dei servizi che la pubblica amministrazione, pubblico e privato, possono mettere in campo in questa fase. Come vedete dalla nostra proposta, che è un pezzo del ragionamento, c'è bisogno di avere una visione più globale dei temi che vogliamo affrontare, e credo che lavorando sui 4, 5, 6 punti che sono emersi dalla discussione di stasera, sicuramente si possa da una parte in questa fase condizionare il dibattito sugli strumenti urbanistici e sulle proposte di legge che stanno venendo avanti a livello regionale, piano casa, una serie di altre norme sulla gestione del territorio, ma anche sugli elementi di qualità dello sviluppo che dobbiamo mettere in campo, l'utilizzo delle risorse comunitarie in maniera sempre più collegata a questi elementi. Fino adesso si è lavorato in una logica di intervento a pioggia, non sempre finalizzato, a volte lontanissimo anche dai temi programmatori che la stessa Regione e maggioranza ha messo in campo in questi anni. Prima nella introduzione che faceva Bruno si vedeva come sia scollegata e distante tra gli intenti programmatori messi in piedi dal piano regionale di sviluppo, da tutti gli strumenti di pianificazione regionale, alle azioni che poi vediamo tutti i giorni nel nostro agire. Ecco, questa è la sfida che mettiamo in campo. Partiamo da queste 2 o 3 proposte di legge che abbiamo presentato e che stiamo preparando e presentando nei prossimi giorni. È evidente che ci possono essere lacune legate, come si dice, alla genericità anche delle proposte. Siamo di fronte a delle leggi che vanno ancora rimpinguate dal mio punto di vista, meglio finalizzate, meglio puntualizzate su alcuni aspetti, e quindi ben venga l'elemento anche di criticità che è emerso dalla discussione di questa sera. Noi riteniamo di fare un lavoro utile come gruppo consigliare, ripeto ancora, è un elemento preparatorio a quello che sarà il progetto di cambiamento, di alternativa che vogliamo costruire nel Veneto, per cambiare e per dare maggiore speranza a chi vive e soprattutto a chi vuole investire in termini di persona, ma in termini di impresa in questa nostra regione. Grazie.